Ho 19 anni e faccio questo lavoro da circa 8 anni, quando siamo venuti su qua a gestire la malga e faccio formaggio, ricotte, burro, un po' di quasi tutti i latticini che si conosce, insomma. Partendo dal latte, un latte normale, si porta a 35 gradi, si mette il caglio, si lascia coagulare, dipende dall'acidità del latte, ma circa una mezz'oretta, dopodiché viene rotta la cagliata e mescolata, portata dai 45 ai 47 gradi. Dopo aver tolto il formaggio si riscalda a siero fino a 87-90 gradi. Una volta raggiunta questa temperatura si mette qualcosa di acido o acido citrico o aceto. Noi usiamo il SIC, un siero fatto acidificare naturalmente, e una volta messo questo la ricotta affiora da sola. Si lascia ancora un momento il fuoco sotto che finisca di dargli l'ebollizione e dopodiché si toglie la ricotta. Dopo aver tolto la ricotta, o viene fatta per vendere fresca e viene tolta nei cestini e lasciata sgocciolare lì un paio d'ore, o viene salata e messa nei sacchi di tela per sgocciolare qualche ora. Dopodiché viene pressata, lasciata circa 12 ore in pressa, e il giorno dopo presa e messa in affumicatoio, dipende anche lì dal tempo, dalle 24 alle 36 ore di solito. E una volta la fumicatura veniva usata più che altro per conservare gli alimenti, perché non c'erano né frigoriferi né... Allora o si metteva nel sale o si affumicava di modo che la mosca, per dire, non andasse a depositare le uova o altri insetti. Poi ho preso anche la tradizione di affumicare per gusto di affumicare, no? Principalmente è nato per quel motivo lì. Si mette la ricotta sulla rete, si accende il fuoco sotto e deve essere un fuoco abbastanza, non solo fumo, anche fiamma, perché avendo solo fumo tende a venire scura subito. Invece col fuoco prende un colore sul rossastro, gialletto rossastro. Poi importante l'utilizzo del legno di faggio soprattutto, o comunque un legno di foglia non resinoso, perché la resina è cancerogena anche. Il faggio per esempio, che tende a fare più brace che fiamma, è l'ideale circa, sì, l'ideale insomma.
In base al fuoco che si fa durante la fumicatura, se c'è troppo fumo e poca fiamma, la ricotta tende a venire un colore marroncino grigiastro. Se invece c'è più fiamma, tende a venire sul rossastro color dorato circa.